classica impresa nel calcio, capire le intenzioni, non sono cose nuove da queste parti, tutto è realmente possibile. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Roberto Sorrentino e Accademia Trapani Fulgatore, il ritorno dei 16esimi di finale della Coppa di Eccellenza Siciliana. Fulgatore di Michele Marino, che per completezza in panchina ha a disposizione Giacallone e Gaspare Guaiana a disposizione per la porta. Occhio a questo lancio dove viene scavalcato Grimaudo, c'è il tapin verso la porta, Alessio Barbara, Secum, pallone a giro, Mistretta con il piede al campo, allo stadio. Alberto Cirone deve rincorrere questo pallone, lo recupera Guaiana, il tiro di Guaiana ancora, Guido Mistretta con il piede a mandare in calcio d'angolo. La battuta di Secum, passo primo palo, colpo di testa, va fuori il tentativo di Iannazzo, anche se c'è anche Inglese. Lato corner, pallone in mezzo, non c'è il colpo verso la porta. Tra campionato e coppa c'è il tiro, attenzione a Guido Mistretta che si butta e nega il gol a Iannazzo dalla distanza. Iannazzo dietro, rischia tantissimo in camicia, il recupero da parte di Inglese. Inglese entra in area, non può calciare in camicia, rimedia alla grande per l'Accademia Trapani. Il solito Secum alla battuta, tantissimo movimento in area, parte la traiettoria, campanella di testa lontana, colpo di testa di Samanà, cerca di recuperare in camicia, ancora in camicia, il tiro ribattuto subito, serie di ribattute nel giro di pochissimi metri. Perricone la prende lui, deviazione che favorisce il tiro e il gol da parte di Lala, il primo gol dal suo ritorno in Sicilia. Pietro Lala, 1-0, Accademia Trapani. La panchina del Fulgatore va a lamentarsi con l'arbitro per il presunto fuorigioco, con lo Sciacca sempre avanti nel totale. Guaiana si gira, il tiro ribattuto da D'Amico, poi il tiro di Perricone oltre la traversa. Cirone, lancio profondo per far correre Genna, guarda un po' l'area, si ferma contro Camareri, retropassaggio ancora Alberto Cirone. Arriva la pressione di Camareri, cross in mezzo, c'è il tocco di prima, il gol di Daguanno, il pareggio del Fulgatore con Danilo Daguanno, il primo gol in un contesto d'eccellenza per il classe 2002, 1-1 e Fulgatore di nuovo a +2 sul totale. Il debutto in maglia Accademia per Kawi York. Tra poco cambio nel Fulgatore, uscirà D'Amico al posto di Adamo. Occhio al controllo in area, tiro respinto su Cannavò. Eccolo qui Adamo pronto ad entrare, pallone verso la zona di Cannavò, pallone in mezzo, stava andando al tiro al volo Guaiana, poi la conclusione da fuori, Guido Mistretta su Secum. Si procede prima con la battuta di questo calcio d'angolo, va Secum, pallone in mezzo, il colpo di testa di Guaiana, va Todaro in mezzo, l'uscita a vuoto, l'appoggio in porta, il gol proprio di Adamo che ha conquistato questo calcio d'angolo e dalla panchina rimonta la situazione, fa 2-1 per il Fulgatore. Il gol di Adamo, il primo tra i grandi in carriera per il classe 2005. Bie, punta Barbara dietro, Iannazzo, Secum, cross morbido, la coordinazione per il tiro da parte di Cannavò e poi c'è la rete da parte dell'Accademia Trapani, il gol del pareggio che però serve a poco, gol al debutto per Kawi York. Finisce così Accademia Trapani Fulgatore 2-2, ma passa il Fulgatore in virtù del 2-0 maturato nella gara d'andata.